Ci sono già delle interlocuzioni in corso, questo ve lo posso dire, che stanno dando anche un buon esito. Ovviamente sono dialoghi interistituzionali che devono rimanere interistituzionali e saremo in grado di fare un buon lavoro. Non si sbilancia Alberto Stefani, ma fa intendere chiaramente che l'assessore leghista agli enti locali e al riordino territoriale Marco Zecchinato sta già dialogando con i sindaci dei comuni del Veneto orientali più vicini al Friuli, che dato il ritorno alle province deciso dalla giunta Fedriga stanno strizzando l'occhio alla regione autonoma. Il Friuli ha potuto farlo perché è una regione a statuto speciale e quindi ha l'autonomia di poter fare questo tipo di iniziativa. Io tra l'altro ho per primo proposto una proposta di legge per l'elezione diretta delle province, ne sono assolutamente convinto e sono sicuro che questo tipo di riforma porterebbe dei benefici. Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Teglio Veneto. In ciascuno di questi comuni della provincia di Venezia a rischio secessione c'è al centro la marginalizzazione di cui si sentono protagonisti. Si parla tra i primi cittadini di una sempre più evidente disparità rispetto ai territori confinanti. I comuni oggi sono molto in difficoltà, lo sono da diversi anni e quindi oggi più che mai i sindaci devono fare squadra. Non dobbiamo eliminare i campanili, non dobbiamo eliminare i presidi dei sindaci che sono fondamentali e importanti, dobbiamo rafforzare e dare loro degli strumenti. Il Friuli, data la sua autonomia, offre più benefici in termini di risarcimenti per calamità naturali, incentivi per le coppie che desiderano acquistare la loro prima casa e una maggior disponibilità di mezzi e strumenti economici e non, per rendere attrattive le coste, settore trainante dell'economia del Veneto orientale. È lo status di città balneare che deve fotografare la città fisarmonica, piccoli borghi d'inverno e grandi realtà turistiche d'estate, ma dobbiamo pensare anche all'entroterra e ai territori di confine. Questo lo si può fare attraverso la collaborazione, non trasferendo dei territori da una regione all'altra. Se da un lato c'è il timore per molti sindaci di una fuga al di là del confine, dall'altro c'è la volontà comune di tutti i primi cittadini di ritornare all'elezione diretta del presidente di provincia. Serve instaurare un rapporto diretto, l'elezione significa proprio questo, mentre con un'elezione di secondo livello tutto questo viene meno. Nessuna necessità di fuga, dunque nessun bisogno di cambiare il proprio assetto territoriale, solo una riforma delle province e una visione più ampia di queste. Credo quindi che il lavoro che si debba fare sia anche questo in un'area vasta, quindi non per piccoli centri ma assolutamente in area vasta, quindi attraverso le province e anche attraverso, non dimentichiamo, che si possono creare delle zone omogenee, quindi per esempio la Venezia orientale sarebbe un bellissimo esempio di zona omogenea. Una provincia della Venezia orientale, questo dimostra però cosa? Che il famoso Veneto, the land of Venice, ovvero questo marchio che era stato legato al turismo ma poi sarà sicuramente un marchio per l'agroalimentare e anche per l'artigianato, è sicuramente la chiave di lettura.